Buongiorno a tutti, grazie per la presenza qui oggi del Presidente della Commissione Quinta Lanzarin, ovviamente di tutti gli uffici che hanno supportato oggi la presentazione di questo PDL. Oggi con il Presidente Lanzarin siamo orgogliosi e felici di presentare questo testo che è un testo che si intitola Disposizioni per la prevenzione, la diagnosi precoce per la presa in carico multidisciplinare dell'obesità nel Servizio Sanitario Regionale del Veneto. Un lavoro fatto a 4 mani, non a 4 anni ovviamente, a 4 mani col Presidente. E l'abbiamo fatto perché pensiamo che ci siano spesso delle leggi volte ad amministrare, ma ci sono anche delle leggi invece, delle proposte di legge come questa che ci dicono da che parte vogliamo stare. E quella che noi oggi presentiamo appartiene proprio a questa seconda categoria. Prima di essere un testo normativo, mi piace definirlo una dichiarazione di civiltà, e cioè che il Veneto sceglie di stare ancora una volta dalla parte di chi soffre e non di chi giudica. In questo testo noi partiamo dai numeri, da un'analisi epidemiologica, perché sono numeri che pesano e che pesano come macigni. Ne cito 3: in Veneto il 29% degli adulti è in sovrappeso, il 12% è obeso e tra i bambini 1 su 4 porta sulle spalle un eccesso di peso ancor prima di aver scelto poi davvero chi essere, quindi prima di affrontare la fase quella più adolescenziale. Poi riporto anche i dati della sorveglianza PASSI che ci consegnano una verità che è scomoda, e cioè che chi ha meno mezzi, chi fa parte di quel livello sociale basso, chi ha meno istruzioni e meno opportunità si ammala di più. Il 19% contro il 7,6%. Questa non è una semplice statistica, ma è una fotografia dell'ingiustizia sociale che appunto si legge attraverso anche questa importante indagine. Ecco, dietro ogni numero, che poi già Assessore Lanzarin, Presidente di Commissione, illustrerà con grande competenza, però voglio ricordare che dietro ogni numero c'è un volto. C'è il volto di quel bambino che viene preso in giro nel cortile, di una madre che rinuncia ad una visita perché teme magari lo sguardo di chi dovrebbe curarla e non giudicarla, oppure l'uomo che per tutta la vita si è sentito dire sei pigro, non c'hai forza di volontà, basta un po' di volontà per rimetterti in forma, ecco, mentre invece combatteva veramente una malattia che nessuno però voleva chiamare con il suo nome. Ecco perché arriva questo testo di legge, che l'articolo 1 brevemente di questa legge non è un articolo a caso, ma è un atto di verità perché va a recepire la legge nazionale 149 del 2025 e finalmente definisce in modo chiaro, nero su bianco, che l'obesità è una malattia progressiva, multidisciplinare, recidivante e che quindi non è una debolezza o una colpa, ma è una malattia che merita cura e non ovviamente pregiudizio, che è quello che si verifica molto spesso in questo ambito. Arrivo all'articolo 4 che istituisce come grande novità, poi ripeto il Presidente Lanzarin entra nel dettaglio tecnico degli articoli, ma ne cito 3 a titolo esemplificativo. L'articolo 4 rappresenta una novità nel panorama regionale perché si va ad istituire il tavolo regionale permanente. Medici, associazioni del territorio, società scientifiche, tutti seduti sullo stesso tavolo, non per parlare delle persone con obesità, ma con le persone che affrontano questa malattia, perché noi pensiamo che nessuna politica sanitaria può essere scritta senza ascoltare quelle persone che vivono la malattia. L'articolo 6 parla ovviamente della parte relativa ai formatori, alla formazione degli operatori sanitari, e l'articolo 8 pensiamo che sia estremamente importante perché entra nelle scuole. Qui tocchiamo il punto più delicato e più importante anche
per tutti, perché è proprio tra i banchi di scuola che si decide poi il destino di tanti giovani. È lì che un bambino impara anche ad amare se stesso, il proprio corpo, oppure a vergognarsi del proprio corpo, e quindi su questo la formazione dei docenti diventa fondamentale per riconoscere e fermare anche quel fenomeno di bullismo che purtroppo è sempre più dilagante, bullismo legato ovviamente al peso, prima che questo fenomeno diventi poi una ferita che dura poi una vita intera. Chiudo perché c'è l'articolo 10 che va ad istituire la giornata regionale per la prevenzione sull'obesità, l'annunciamo poi insieme all'assessore, che sarà in concomitanza con già la giornata mondiale dell'obesità, ma lo diremo poi insieme, e quindi ci sarà anche uno stanziamento economico e una copertura economica estremamente adeguata al significato e al valore di questa legge. Il Veneto quindi non parte da zero, lo voglio dire io che sono la mia prima percorso da consigliere regionale, perché voglio rivolgere un plauso, un senso di gratitudine anche al lavoro fatto dall'assessore regionale Lanzarin, perché se il Veneto oggi non parte da zero lo si deve al lavoro straordinario che è stato fatto in questi 10 anni. Grazie all'assessore regionale e a tutti gli uffici siamo stati pionieri, la Regione Veneto è stata pioniera con la rete veneta dell'obesità, con i PDTA, con i percorsi diagnostici terapeuti che altre regioni, è giusto dire, ci hanno invidiato. Quindi grazie perché per il lavoro che è stato fatto. Oggi noi andremo a trasformare questa straordinaria esperienza anche in diritto, stabilito con legge, stabilito con una garanzia che poi vale per tutti. E quindi chiudo perché questa legge non guarirà tutte le persone affette da obesità da sola, nessuna legge lo fa, però può fare qualcosa di ancora più importante, e cioè può togliere la vergogna da una malattia che non dovrebbe mai averne. Quindi il messaggio che noi diamo a quel bambino, a quella madre o quell'uomo che ha lottato in silenzio, noi vogliamo dire che lo Stato ti vede, la Regione ti riconosce e da oggi ti sta ancora più accanto, perché una comunità si misura da come tratta chi soffre. Una comunità, scusate, ho sbagliato l'italiano, permettetemi, mi manca il fiatone, il caldo e tutto il resto, e quindi no, dicevo che una comunità si misura da come tratta chi soffre, e il Veneto oggi, ancora una volta, ha l'occasione di scegliere di trattarlo bene. Grazie. Lascio la parola alla Presidente della Commissione Quinta, dottoressa Manuela Lanzarin. Buongiorno, io ringrazio la consigliera Eleonora Mosco che appunto era partita come anch'io insomma su capire cosa stava succedendo nel panorama nazionale e poi declinarlo a livello regionale, quindi siamo arrivati oggi a presentare questa proposta di legge che poi va al suo iter quindi in quinta commissione per poi approdare in aula. Una legge credo importante, molto sentita, una legge che non parte da zero in Veneto come è stato detto, perché ricordiamolo, il Veneto che ha sempre fatto delle reti, un po' il punto principale per quanto riguarda il sistema sanitario e sociosanitario, aveva già una rete per l'obesità, una rete che era quindi composta da professionisti multidisciplinari, se vedete anche dal titolo, proprio perché è una patologia che ha bisogno di multidisciplinarità e multisettorialità. Aveva già anche arrivata dei piani terapeutici diagnostici, 2 nel 2017, sia per la persona adulta che per il bambino, quindi la fascia pediatrica, e nel 2018 avevamo aggiunto il piano terapeutico per le donne in gravidanza. Quindi non partiamo sicuramente da zero. Oggi sono in rivisitazione e in aggiornamento questi piani terapeutici con un gruppo di lavoro dedicato. Però oggi questa legge arriva proprio, diciamo così, a puntino perché sapete, come è stato ricordato, fino all'anno scorso l'obesità non era una malattia considerata cronica, è una malattia che è entrata quindi nei livelli di assistenza assistenziali nei LEA. Nel 2025 il Parlamento italiano invece identifica l'obesità come una malattia cronica sociale e la individua come un LEA e quindi inizia un percorso ben definito. La Regione Veneto quindi fa
una legge sua, mettendo insieme tutte quelle che sono la normativa nazionale, la normativa regionale, proprio per avere poi un'uniformità nel territorio veneto e per dare indicazioni precise alle aziende sanitarie. Cosa vuol dire? Vuol dire che oggi intervenire in questo settore vuol dire intervenire rispetto a una patologia che sappiamo non solo diventa cronica, ma poi arriva e ha altre patologie, perché sappiamo che le persone in sovrappeso, le persone obese sono persone che sono più facilmente poi ricollocabili anche con altre patologie, penso all'ipertensione, all'ipercolestemia, penso insomma a situazioni che effettivamente portano la persona ad avere una malattia che accompagna per tutta la vita. Che cosa vuol dire? Vuol dire una qualità di vita peggiore e vuol dire anche un costo, se vogliamo, da un punto di vista economico per quanto riguarda il sistema sanitario. Quindi la legge va a intervenire molto nel concetto di prevenzione, lo vediamo anche nel titolo, e infatti i PDTA che ci sono già in Veneto e che verranno poi uniformati avranno una P all'inizio, saranno PPDTA, che saranno ormai quasi tutti i PDTA della regione del Veneto, insomma, individuati con questa nuova P che sta per prevenzione, perché abbiamo capito che la prevenzione oggi è il punto di partenza principale. Se noi investiamo molto in prevenzione, e qui ci riallacciamo anche al piano di prevenzione regionale che è in fase di scrittura dopo l'avvallo del piano di prevenzione nazionale e anche all'interno del piano di prevenzione regionale, è chiaro che il contrasto all'obesità vuol dire sani e corretti stili di vita, quindi vuol dire evitare la sedentarietà, vuol dire sana alimentazione. Quindi tra le azioni che noi mettiamo in campo ci sono sicuramente le azioni legate alla prevenzione, quindi questi due tasselli importanti, alla rivisitazione dei PDTA, alla formazione, come si diceva, degli operatori sociosanitari, al concetto di multidisciplinarità, quindi l'equipe che si prende in carico della persona minore in fase pediatrica oppure adulta e l'accompagna nelle varie fasi. Tutta quella che è la campagna di sensibilizzazione e informazione generica a tutta la popolazione, targata in maniera molto precisa presso le scuole, perché sappiamo che l'alimentazione, cioè i concetti dell'obesità pediatrica sono concetti importanti, perché sono concetti che poi si accompagnano per tutta la vita e quindi oltre ad avere un impatto sociale anche per quella persona, per quel bambino, hanno anche un impatto poi sulla qualità di vita di quella persona e quindi la sana alimentazione presso le scuole diventa fondamentale. Qui sapete che il Veneto aveva già fatto delle iniziative rispetto alle mense scolastiche, l'utilizzo di frutta e verdura che vengono quindi rimarcate, risottolineate, ma chiaramente portate avanti ancora di più. Se pensiamo spazio anche che l'ultima iniziativa anche legata a Campagna Amica col Diretti all'esterno degli ospedali aveva questa funzione anche rispetto alle mense all'interno delle strutture sanitarie. E poi c'è tutta quella che è appunto la parte informativa. I numeri del Veneto sono stati detti, sono numeri chiaramente importanti sia per quanto riguarda la parte adulta, questo 12%, sia per quanto riguarda la parte pediatrica il 6%, perché vuol dire comunque che queste sono persone che vivono con una patologia che a un certo punto diventa una patologia cronica per tutta la vita, che inibisce da un punto di vista sociale ma anche da un punto di vista lavorativo. Quindi oggi intervenire in questo, ricollocare questa come una patologia e quindi non come solo un fattore estetico ma un fattore che ha una connotazione sanitaria vera e propria, vuol dire insomma andare incontro alle persone, vuol dire anche fare educazione sanitaria rispetto ad oggi cos'è e cosa non è. Abbiamo previsto anche, come diceva la consigliera, chiaramente una norma finanziaria importante.
una norma finanziaria che va dai 150.000 per l'anno in corso, perché arriveremo comunque a fine anno, quindi con un anno già chiuso, ma 500.000 per i prossimi anni, quindi per il 2027 e il 2028. Questa testimonianza di voler mettere in campo tutta una serie di azioni che saranno demandate poi alla Giunta e quindi all'organo operativo esecutivo, in accordo con i suggerimenti del tavolo, che avrà una funzione molto importante, proprio per intervenire in quei settori fondamentali che sono quelli legati alla prevenzione, all'informazione, alla comunicazione, alla sensibilizzazione. Credo che oggi sia importante parlare di questa materia, sia importante chiamare, come diceva, e ringrazio per la sottolineatura che ha voluto fare la consigliera Mosco, le cose come sono, perché oggi non deve essere un tabù parlare di sovrappeso, di obesità, ma dobbiamo dare a tutti invece i meccanismi e soprattutto la possibilità di curarsi, di riuscire a fare dei percorsi che siano dei percorsi riabilitativi, dei percorsi che diventano anche dei percorsi rieducativi, perché quando parliamo di sana e corretta alimentazione sappiamo quanto sia importante il percorso educativo, soprattutto rispetto ai più piccoli, ma anche rispetto, non so, penso anche a famiglie di stranieri che oggi sono nel nostro territorio e sicuramente hanno un'alimentazione a volte scorretta rispetto a quelli che possono essere alcuni presupposti principali. Quindi è chiaro che andiamo a insistere anche su questi segmenti. Quindi una legge sicuramente che non arriva priva di quello che è oggi l'esperienza del Veneto, un'esperienza anche che vede sicuramente le aziende ospedaliere di Padova e Verona come due punti di riferimento su cui la rete si è molto sviluppata, ma è chiaro che a cascata adesso ci sarà lo sviluppo trasversale anche all'interno di tutte le aziende e l'uniformità all'interno di tutte le aziende, perché poi entra in una patologia che ha anche una connotazione fortemente territoriale. Io mi fermerei qui e se ci sono qualche domanda specifica, altrimenti poi vi forniamo anche comunicato e dati e quindi avrete tutti anche i riferimenti. Sì. Eccoci, buongiorno. Sarà il 4 marzo. 4 marzo è la giornata regionale per la prevenzione dell'obesità, quindi sarà una giornata individuata proprio per parlare molto di prevenzione, di sani e corretti stili di vita, per parlare di alimentazione, sana alimentazione, per parlare anche, e qui apro un altro parentesi, anche se non c'è nella legge, noi parliamo molto oggi sulla popolazione più anziana di invecchiamento attivo. L'invecchiamento attivo per le persone vuol dire anche aiutarle anche su quella che è appunto la prevenzione, quindi i sani, sempre corretti stili di vita. Quindi capite insomma che oggi abbraccia tanti settori, tanti segmenti, tante categorie di persone. Grazie, bene. Bene, grazie a voi.